Ben ritrovati per questo TG10 speciale. Ormai lo sapete, è un punto di vista diverso in questo tempo di coronavirus. Vediamo insieme con una voce corale come viviamo questo momento che mai magari ci saremmo aspettati di vivere, che il tempo della quarantena ormai quasi certo sarà prolungata almeno fino a Pasqua. Allora, riempiamola di contenuti, scambiamoci le esperienze. Vi rinnovo l'invito a telefonarci, il numero che vedete in sovrimpressione, per raccontarci questo tempo che ci accomuna, anche se lo viviamo singolarmente, ognuno nelle nostre case. L'appello è quello di sempre: restate a casa. Ed il primo messaggio che ci è arrivato è un messaggio fortemente incisivo, perché arriva da Antonietta Russo. Lei è assessore al comune di Rogliano, dove sapete gran parte della giunta è risultata positiva al Covid-19. Vediamo. Buonasera a tutti, sono Antonietta Russo, sono un assessore del comune di Rogliano e purtroppo sono positiva al Covid-19. Circa 10 giorni fa ho avuto un episodio di febbre e dolori articolari che è passato come una semplice influenza, è durato circa 4-5 giorni e poi è andata via la febbre, sono andati via i dolori. Mai avrei pensato di sottopormi a un tampone, se non che nei giorni successivi il nostro sindaco si è ammalato in maniera più importante e ha dovuto fare il test per la positività al Covid. È purtroppo risultato positivo e così di conseguenza tutti noi che in quei giorni eravamo insieme a lui in prima linea a organizzare e a combattere l'emergenza da coronavirus ci siamo ritrovati a dover effettuare i tamponi. Mi devo ritenere fortunata perché in seguito a quell'episodio di febbre non ho avuto altri sintomi, non ho avuto sintomi importanti, non ho avuto problemi respiratori e non ho avuto bisogno di andare in ospedale. Sto facendo il mio periodo di quarantena obbligatoria in casa e di tutto questo fortunatamente rimarrà semplicemente un brutto ricordo, la preoccupazione, la paura, perché vivo in casa con i miei, con una nonnina di 93 anni che fortunatamente non ho contagiato, stanno tutti bene, sono tutti negativi al test, ma la paura è stata veramente tanta. E allora vi chiedo fortemente di rimanere a casa perché è l'unico modo che abbiamo per sconfiggere questo virus e per impedirgli di propagarsi ulteriormente. È difficile, è sacrificio, ma in questo momento è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il Covid-19. Per cui abbiate ancora un po' di forza, abbiate fiducia, abbiate speranza e restate a casa, perché soltanto se restiamo a casa ci potremo riappropriare il prima possibile della libertà che ci è stata tolta. Grazie, grazie molte ad Antonietta Russo per questo appello vissuto in prima persona, quindi la paura l'avete sentita, veramente un'emozione molto forte che trasmette chi riesce a venirne fuori dal virus. Chiaramente a lei vanno i nostri auguri, così come al sindaco, al vice sindaco di Rogliano, al consigliere delegato alla cultura che in questo momento sono ricoverati in ospedale all'Annunziata. Auguri per una pronta guarigione. Ci sono però delle date importanti che vogliamo ricordare in questa settimana. Cominciamo dal 2 aprile, giovedì prossimo, la festa di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di mare. Per la prima volta nella storia non sarà celebrata nel santuario
sagrario alla presenza dei fedeli. Di solito è la festa grande per l'intera regione, da ogni parte della Calabria i fedeli arrivavano a Paola, quest'anno non sarà così. Noi siamo in collegamento con Alessia Antonucci, una collega molto brava di Gazzetta del Sud e suo anche il blog 8 e 9, che ci racconta come sarà vissuta questa festa, ma come i comuni della costa stanno vivendo questo periodo di quarantena. Giovedì 2 aprile, festa di San Francesco di Paola. Da che lo ricordiamo noi, sarà la prima volta che non potremo seguire la celebrazione eucaristica direttamente dalla Basilica di San Francesco, a causa di questa emergenza coronavirus. Però ancora una volta ci viene in soccorso la tecnologia. Infatti a partire dalle 17 si potrà seguire la diretta streaming. Basta collegarsi ai canali social e a quelli istituzionali della Basilica di San Francesco e cominciare a seguire appunto la messa. La figura di San Francesco è molto presente, è molto sentita qui sul terreno cosentino e non solo. Ma come si esplica, come si manifesta? Si manifesta con la mano tesa verso le persone che hanno più bisogno. Infatti associazioni di volontariato, ma non solo, semplici cittadini, stanno tendendo una mano verso le persone che hanno più bisogno. Come? Grazie alla spesa sospesa, grazie alla distribuzione dei banchi alimentari che sono in concomitanza in sinergia fra le amministrazioni comunali e gli enti di volontariato. Questi banchi alimentari appunto servono per dare beni di prima necessità alle persone che sono in indigenza, sono in maggiore sofferenza in questo momento. In altri comuni si è attivato la spesa a domicilio, infatti basta consultare i siti dei comuni e anche delle associazioni per vedere tutte le attività commerciali che esplicano questo servizio e riguarda soprattutto le generi alimentari, ma non solo, anche le medicine, soprattutto per le persone più anziane, proprio per farle restare a casa. Ci sono anche centri di ascolto proprio per aiutare chi sta passando un momento particolare in questa quarantena, in questo isolamento. E non solo, oltre al banco alimentare nei paesi più grandi come Scalea, Cetraro, Paola, Foscaldo, Diamante, ci sono anche altre iniziative. Giorni scorsi c'è stato a Paola un concerto della pianista in matematica Ingrid Carbone per aiutare l'ospedale a fare una raccolta fondi che si sta diffondendo in tutto il terreno proprio per dare una mano concreta a chi ne ha bisogno, agli ospedali che sono in sofferenza. E grazie davvero ad Alessia Antonucci, ha parlato molto di solidarietà. C'è per esempio a Napoli questa iniziativa diversa che è quella del Panaro Solidale. Non so se Luca Chito in regia può mandarci il video che avevamo preparato e che consente, insomma, sulla scia del caffè sospeso di far sì che due bisogni si incontrino, quello di chi ha bisogno e quello invece di chi può dare. Vedete questo, la fantasia poi dei napoletani in questo diciamo è davvero molto fervida, molto viva. Vedete la pasta che si mette, così come altri generi alimentari, quindi chi può dà, chi invece non può prende. Vedete anche come si riesce poi a donare e come si riesce anche a far incrociare con un'idea semplicissima due appunto bisogni importanti, la generosità della gente che risponde a queste iniziative. Tra l'altro sono tantissime le famiglie in difficoltà. Ale. Chi Ale? Grazie. Buon appetito a tutti, voglio. Ok, ciao. Ciao. Buon appetito. Capita, sì, che la sì.
Ci ha fatto anche piacere restituire le voci, no, dei vicoli di Napoli in questa bella pagina diversa di una città dalle mille risorse. Dicevamo della solidarietà, però prima di collegarci con Romeo del Banco Alimentare, perché anche in Calabria c'è molto bisogno di arrivare a tutte le famiglie, abbiamo una telefonata. Pronto? Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza. Sì. Sono Donatella Pascali, il vicepresidente dell'associazione Movimento Disabili di Cosenza. Certo, tra l'altro ci fa piacere che lei ci abbia chiamato, perché noi martedì scorso abbiamo parlato della vostra associazione, abbiamo mandato in onda delle belle foto, perché voi in questo periodo di quarantena non vi siete fermati, continuate a offrire dei servizi, un calendario molto nutrito per i diversamente abili, e quindi è un'associazione che ci piace ricordare, alla quale ci piace dare spazio, perché siete davvero operativi. Come continua il calendario? Allora vi spiego semplicemente, noi abbiamo creato una rete WhatsApp, un collegamento che viene fatto dalle 10 del mattino alle 22 di sera. Attraverso questo collegamento vengono svolte come da programma una serie di attività che vede i ragazzi impegnati in giochi, indovinelli, domande a quiz, catene di parole, barzellette, canzonieri. C'è la possibilità di poesie, di testi psicologici, visioni di video e itinerari geografici. In più, soprattutto in questo momento difficile, a fine serata si prevede anche un canto di introduzione al Vangelo, e un educatore quindi si impegna a leggere, ad interpretare una pagina del Vangelo. Quindi voi usate molto le tecnologie, da quello che ho capito, i social, no? Quale sì, WhatsApp, per tenervi in contatto. I ragazzi rispondono bene a questa vostra iniziativa? Sì, sono molto entusiasti di questa attività e li vediamo molto tranquilli e interagire. Il nostro scopo è proprio questo, l'interazione e comunque cercare di dare un momento di conforto così difficile, diciamo, sia alle famiglie che ai ragazzi diversamente abili. Dunque, sì, voleva aggiungere qualcosa? C'è il tempo? Sì, volevo dire che noi vogliamo mandare questo messaggio a chiunque sia interessato, quindi può contattarci attraverso la pagina Facebook Movimento Difesa Disabili di Cosenza. E vorrei velocemente, se possibile, fare un ringraziamento a tutti i volontari e comunque agli educatori che si sono attivati per realizzare tutto questo, che garantisce alle persone diversamente abili e anche alle famiglie un po', insomma, di serenità in questo difficile momento. Donatella, grazie di cuore per questo suo intervento. La nostra proposta è quella di, se potete, di realizzare un video e magari la prossima settimana lo manderemo in onda, perché è bello far vedere, oltre che sentire, queste belle iniziative. Grazie molte per averci telefonato. Grazie a voi per il collegamento, grazie. Arrivederla. Allora, dicevamo prima di questa telefonata della solidarietà, anche in Calabria sono tantissime le famiglie in sofferenza in questo periodo, soprattutto chi vive di lavoro precario, dopo tanti giorni costretti a rimanere a casa, si deve fare i conti con quella che il Papa ha definito fame e non l'ha chiamata in modo diverso. Il Banco Alimentare della Calabria ha un surplus di lavoro in questo momento. Noi dovremmo avere in collegamento Gianni Romeo, che è direttore del Banco Alimentare della Calabria, nonché presidente del Centro Servizi per il Volontariato. Gianni, intanto voi avete anche lanciato un appello affinché chi può doni, perché le vostre risorse non sono infinite. Sì, infatti abbiamo creato una piattaforma dedicata, basta andare sul nostro sito Facebook per trovare una piattaforma che consente la donazione più facile, più veloce, anche di pochissimi importi, parliamo di 5 euro, 10 euro.
E poi invece abbiamo anche indicato l'IBAN e il conto corrente postale perché ci consentono di avere più aiuto. In questo momento devo dire che noi siamo un po' subissati da tantissime richieste provenienti da tutta la Calabria, proprio in modo capillare, da estremo sud, parlo di Locri, addirittura alcuni paesini tipo lo stesso Riaci, a paesini di Catanzaro, provincia di Catanzaro, Tortora per andare al nord della Calabria. Quindi siamo immersi di richieste e sinceramente non so fino a quanto reggeremo, perché le nostre comunque purtroppo sono risorse finite, nel senso che per esempio non abbiamo più biscotti, non abbiamo più zucchero, quindi abbiamo bisogno anche noi di trovare chi ci dà questi prodotti. In tal senso ci stiamo muovendo con la nostra rete nazionale della Fondazione Banco Alimentare, ci sono i colleghi della Lombardia che ci mandano qualche tir di prodotti, insomma dobbiamo avere un po' di pazienza e cercare di fare una ricognizione un po' precisa per vedere anche a chi dare precedenza. Gianni, cerchiamo di capire anche un'altra cosa e dare delle indicazioni precise a chi ci segue. Oltre a donare, lo abbiamo visto, lo slogan è "il tuo aiuto è prezioso", si può donare per l'emergenza Covid anche versando piccole cifre su questo conto corrente. Garantisce appunto la Fondazione Banco Alimentare, che è una fondazione nazionale, quindi caratterizzata per la serietà. In questo momento che è particolare anche per le associazioni, non è possibile muoversi liberamente. Allora, come vi siete organizzati per arrivare alle famiglie? Quanto i comuni si sono anche rivolti a voi, perché ci sono tantissimi comuni che si sono rivolti al Banco Alimentare per far sì che alle famiglie poi arrivassero questi generi di prima necessità? Sì, ti chiedo scusa, però la voce viene e va. Non so se ho capito bene, però noi stiamo da questo punto di vista, intanto stiamo continuando con le nostre associazioni che fanno questo lavoro, con i nostri enti che fanno questo lavoro in maniera sistematica, al di là dell'emergenza. È chiaro che con l'emergenza si è accumulato una mole di lavoro molto più grande, quindi in questo senso stiamo collaborando in via eccezionale con tantissimi comuni, laddove soprattutto hanno attivato i COC, no? Per cui abbiamo mandato delle derrate per esempio a Soverato, a Squillace, a San Ferdinando, a Rosarno, quindi dappertutto. È un lavoro veramente, come dire, molto impegnativo. A Cosenza, per esempio, abbiamo studiato un modello di concertazione, di collaborazione tra noi, la Caritas, la Croce Rossa, coinvolgendo il Comune, coinvolgendo la Casa di San Francesco d'Assisi. E qua già oggi partiranno i primi pacchi, che saranno i primi 500 pacchi che andranno alle famiglie di Cosenza e di Rende, e che andranno ad integrare un po' il lavoro che le associazioni già stanno facendo o hanno fatto in questi giorni. Non so, ecco, poi stiamo studiando un modello analogo anche nella zona di Rossano e Corigliano, quindi coinvolgendo anche il CSV, perché il CSV ha questo compito un po', intanto un bagaglio grande di conoscenza di quelle che sono le realtà del volontariato impegnate tutti i giorni sui territori, no? Quindi il CSV abbiamo coinvolto anche a Cosenza, prima mi era sfuggito di dirlo, lo stesso modello stiamo usando a Corigliano, Rossano, così sono tante anche qua le iniziative che fioriscono per cercare di alleviare un po' questa situazione di emergenza, perché effettivamente noi lo stiamo dicendo da giorni, la Calabria, così come tutto il sud, è caratterizzata da questo fenomeno di economia sommersa, nel senso che tante famiglie non hanno il posto di lavoro fisso. Sono certo, famiglie che Gianni, allora un'ultima giornata. domanda e ti prego di essere velocissimo. Volontari, tu nei giorni scorsi hai lanciato questo appello, mancano volontari, sono arrivati o no?
sono arrivati, grazie a Dio. Questa è una bellissima esperienza, veramente. Vediamo che qua ci sono delle foto bellissime e dei video che spero poi di mandarti anche, no? Di un sacco di gente che sta venendo nel rispetto chiaramente delle indicazioni di sicurezza, per cui delle distanze, delle mascherine, dell'igienizzante e via discorrendo. Però qua abbiamo gli spazi anche grandi che favoriscono l'assecondare di queste istruzioni, per cui stiamo riuscendo in questo intento. Il punto è avere più prodotti, più... Perfetto, e l'abbiamo lanciato l'appello. Allora Gianni, grazie per questo collegamento. Noi aspettiamo i video come ci hai promesso e vi saremo accanto finché ad ogni calabrese possa arrivare la solidarietà, ogni calabrese che ne ha bisogno. Sappiamo che il vostro è un lavoro importante, tutto da sempre, quotidianamente, anche se è un lavoro silenzioso in questo momento, un lavoro che ha bisogno di maggiore supporto, e penso che la Calabria, che è solidale e generosa, non farà mancare il sostegno. Grazie ancora, grazie per essere stato con noi. Ciao. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Da Catanzaro. Sì, ci dica. Io le vorrei dire in rima cosa mi ho in casa verso un'amica che era terribilmente presa dalla paura del coronavirus, e penso che tutti coloro che ascoltano ne trarranno fuori un qualcosa di buono. Ci è stato detto: rimanete chiusi in casa, vicino ai vostri figli, accanto alla vostra sposa. I giorni sono lunghi ed io vado alla ricerca di appunti. Le notti senza fine, a me la noia non opprime. Sono il campanello alla porta di casa mia, corro a vedere chi esso o essa sia. Apro la porta ed entra un'amica cara, merce ormai rara. Dopo un saluto balbettante, con voce ansimante mi chiede come fare per il coronavirus evitare. Teme di lasciar sola la sua unica figliola. Mi sento inseguita dal coronavirus e il demonio non mi dà pace. Per favore, non devi parlare così. Non devi aver paura di niente se Dio è nel tuo cuore e nella tua mente. Ci mettiamo seduti posti viso a viso ed il suo volto si illumina di un bel sorriso quando le chiedo se con me il Santo Rosario vuole recitare. Un esultante sì è la sua risposta. Mi accorgo che l'amica mia include il Padre Nostro nel suo Santa Maria. Finito il Santo Rosario mi racconta tutto a mo' di corollario. Le chiedo di stare calma e di affidare al Signore la propria alma. Nulla posso io, tutto può il buon Dio, al quale giorno dopo giorno preghiamo la coroncina della misericordia. Ho quasi finito. Visti uniti in preghiera, la Signora non è più quella che era. La figlia era serenata perché la pace persa la mamma ritrovata. Ora mi sento ancora una volta di dire che sì, è proprio vero che solo con la preghiera l'umanità non dispera. La ringrazio di cuore per la pazienza che ha avuto di farmi ascoltare. Grazie a lei. Vedete, insomma, è un momento anche creativo, può essere quello della quarantena. Grazie per averci telefonato. Allora, andiamo avanti perché parliamo di una settimana importante. Abbiamo detto giovedì, abbiamo ricordato la festa calabrese, ma giovedì è anche la giornata, sarà la giornata mondiale dell'autismo, il 2 aprile. E le famiglie che in questo momento hanno un bambino, un ragazzo autistico, vivono in solitudine, vivono questa quarantena in maniera difficoltosa. Allora, noi abbiamo questo messaggio del presidente dell'associazione Calcia l'Autismo, Gigi Lupu, un messaggio video che ci ha inviato e vorremmo farvi vedere, però abbiamo una telefonata, quindi diamo precedenza a chi ha il telefono. Pronto? 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 Sì, buon pomeriggio. Ci dica. Dottoressa, salve, sono Egidio De Sossi. Ciao. Sì, buonasera Egidio. Allora, tu sei un artista tra l'altro, no? Quindi incorniciato in questa trasmissione perfettamente. Troppo buono. Ci dica.
No, volevo dire soltanto due cosette, che si fa tanto per evitare che l'epidemia si allarghi e compagnia bella, e poi assistiamo a delle scene inconcepibili. Stamattina hanno inaugurato l'ospedale alla vecchia Fiera di Milano, con Fontana e compagni, con centinaia di persone intervenute all'inaugurazione, senza rispetto dei minimi, come dire, minimi particolari di accortezza, per evitare la distanza da rispettare e compagnia bella. Una cosa assurda, assurda. Poi ti volevo soltanto dire due cose. Sì. I prezzi. A Rogers i prezzi sono aumentati del 40-50% sui prodotti ortofrutticoli, cioè le mele che andavano a 2 euro, stamattina a 3 euro, cioè questi sciacalli. Ma dico io, ma i vigili che guardano? La finanza perché non controlla questi signori che approfittano di questo momento di difficoltà? Invece di usare un po' di, come dire, di venire incontro alle persone, approfittano di questo momento per arricchirsi. Sono semplicemente sciacalli. E poi quello che devo ancora denunciare, io abito su via Crati, le macchine avanti e indietro continuamente. Non ho mai visto una pattuglia, mai. Allora io devo stare chiuso, e così tanti altri. Quindi noi ci limitiamo a fare la passeggiatina sotto nel cortile, 50 metri, 100 metri, 200 metri, e poi vedi che la gente fa quello che vuole. E ripeto, la cosa peggiore è il fatto dei prezzi. Certo. È impensabile. Grazie perché è una denuncia molto importante, questo dei prezzi esagerati di generi di prima necessità, e anche del fatto che in tanti non rispettano le regole, però restiamo a casa ci salva la vita. Noi ci piace sottolinearlo perché la vita è il bene più prezioso. Grazie davvero per averci telefonato e per aver denunciato poi con questa vigoria quanto vede, quanto accade. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi come vi avevo annunciato parleremo delle famiglie con bambini autistici. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte del nostro TG10 speciale, che è fatto dei vostri contributi video, delle vostre telefonate, un TG10 in cui raccontarci insieme questo periodo di quarantena che stiamo vivendo, affrontandolo con molto coraggio, perché ci vuole coraggio a restare isolati in casa, così la televisione diventa una grande casa in cui dalle nostre stanze, dalle nostre abitazioni possiamo quasi darci la mano. Prima della pubblicità avevamo parlato delle famiglie con bambini autistici, e lo ricordo, giovedì la giornata mondiale dell'autismo, questo messaggio, video messaggio, ce l'ha inviato Gigi Lupo, lui è presidente dell'associazione Calcio all'Autismo. Vediamo. Cara dottoressa Baldino, cara Rosalba, ti mando questo breve video proprio alla vigilia della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, che come tu ben sai si doveva svolgere in tante piazze della Calabria il prossimo 2 aprile, ma essendo costretti a rinviarlo non ci siamo persi d'animo e abbiamo fatto delle attività motorie e anche attività ludiche in casa, perché dobbiamo essere sempre vicini anche in questo momento difficile alle persone bisognose e fragili. Noi come associazione, svolgendo prevalentemente la nostra attività all'aperto presso i centri sportivi a noi convenzionati, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle attività
motoria in casa facendo dei filmati in modo di essere utili agli altri genitori, ma abbiamo anche svolto anche altre attività, io direi anche artistiche, con la collaborazione del Centro Prometeo di Cosenza. Io, essendo anche un papà di un bambino autistico, Michele, con la collaborazione di Maria Francesca, che è la sorellina gemella, abbiamo fatto queste attività e le abbiamo anche registrate. Io comunque ci tenevo a dire che, anche se siamo stati costretti a rinviare l'evento che si doveva svolgere dal 2 al 5 aprile presso la piazza antistante all'ingresso principale del centro commerciale Metropolis di Rente, dove doveva anche partecipare il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e con le proprie attività, e qui colgo l'occasione di mandare un grosso abbraccio al comandante Massimo Kunderi, perché i Vigili del Fuoco stanno vivendo una situazione delicata e particolare. Abbiamo voluto fortemente portare avanti l'evento dell'uovo di Pasqua solidale per l'autismo. Questo uovo di Pasqua, dove in effetti abbiamo messo il logo della nostra associazione, naturalmente dentro ci saranno delle simpatiche sorprese, e in prossimità della Pasqua li daremo ai nostri bambini e ragazzi speciali. Io chiudo nel dirvi che dobbiamo innanzitutto rispettare le regole, stare un altro pochino in casa, e vedrete, andrà tutto. E andrà tutto bene, deve andare tutto bene. Abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera Massimo. Buonasera Massimo, ormai tu sei un abitué della nostra trasmissione, grazie. In pochissimi secondi, se puoi, qual è il tuo messaggio di oggi? I momenti sono molto cruciali, importanti e di svolta, e quindi bisogna essere compatti e uniti come una pigna, perché sicuramente si supererà brillantemente questa cosa. Faccio i migliori auguri a tutte le persone, agli autistici, tutte le persone che ne hanno veramente bisogno in questo momento veramente drammatico e brutto per la nostra Calabria, per l'Italia e per il mondo, e speriamo, siamo molto fiduciosi e ottimisti che tutto andrà bene. Rispettiamo il decreto e sono molto fiducioso che andrà tutto bene. Grazie. Un abbraccio a te e un buon proseguimento con la tua trasmissione. Grazie per questa bella iniezione di energia e per queste tue parole. Andiamo avanti, parliamo della didattica a distanza. Quasi tutte le scuole, o meglio tutte le scuole, hanno dovuto attrezzarsi, hanno dovuto mettere in pratica, misurarsi con un nuovo modo di fare lezione. C'è un istituto che ci ha mandato un video molto bello, abbiamo ritenuto opportuno mandarlo in onda, è l'Istituto Comprensivo di Carolei, che ha realizzato un lavoro sul Dante D. La scorsa settimana, lo ricordiamo, il 25 marzo è stato il Dante D. Loro hanno realizzato comunque, anche se a distanza, questo video che ci piace riproporvi, il lavoro degli alunni della secondaria, coordinato dalla professoressa Patrizia De Leonardis. Ne vediamo qualche minuto, poi abbiamo al telefono la dirigente. Vediamo questo video. Godi, Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra i ladron trovai 5 cotali, tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al matin del ver si sogna, tu sentirai, di qua da picciol tempo, di quel che prato, non ch'altri t'agogna. E se già fosse, non saria per tempo, così fossei, da che pure serdee. Noi ci partimmo, e su per le scale, che n'aveva fatti i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me.
e proseguendo la solinga via tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, lo Piessenza, la man non si spedia. Allor mi dorsi e ora mi ridoglio, quando drizzò la mente a ciò che io vidi, e più non gegno a freno chi non soio, perché non corra che virtù non guidi. Sì che se stella buona o miglior cosa m'ha dato, il ben che io stessi non mi invidi. Quando il villan ch'al poggio si riposa, nel tempo che colui il mondo schiara, la faccia sua a noi è me nascosa, come la mosca c'è dalla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmie ara. Ed eccolo, questo bel video dura tanto, quindi non riusciamo a farvelo sentire tutto, però avete capito lo spirito. Noi abbiamo in collegamento telefonico la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Carolei di Pignano, la dottoressa Fiorella D'Ippolito. Intanto benvenuta. A lei volevo chiedere due domande semplici, ossia c'è stata difficoltà per applicarla, la didattica a distanza, tante le piattaforme, e poi i risultati che state ottenendo sono risultati di una scoperta, un nuovo modo di approcciarsi, no, alla scuola, oppure insomma manca molto la didattica tradizionale? Buon pomeriggio innanzitutto. Sì, devo dire che all'inizio soprattutto le difficoltà ci sono state perché chiaramente si è trattato di una sfida inaspettata, però la nostra forza sono stati i docenti che veramente con spirito di abnegazione e con passione per la scuola si stanno dedicando con tutto il cuore veramente al nuovo modo di fare didattica, anche perché la maggior parte delle scuole non aveva finora nessuno o scarsa esperienza di questo nuovo modo di fare didattica, eppure in ogni docente è nato veramente il bisogno di mantenersi in contatto con gli alunni e di rimettersi in gioco, quindi il ringraziamento va soprattutto a loro che si sono e si stanno ancora impegnando. Il video che avete mandato in onda è uno dei risultati delle tante attività che quotidianamente vengono effettuate, proposte dai docenti o anche dagli alunni stessi, perché forse la novità che balza di più agli occhi, anche se si effettuava già nelle classi, è proprio la didattica laboratoriale, dove l'alunno è al centro del processo di apprendimento, quindi qualcosa che già si faceva prima, ma l'uso delle nuove tecnologie ci ha spinto ancora di più in questa direzione, e quindi quello che speriamo è veramente che da questa esperienza si riesca ad uscire più competenti digitalmente, sia docenti, alunni e anche dirigenti, perché studiamo tutti, ma anche diciamo più empatici ancora di più, perché questo essere distanti e cercare la vicinanza nella distanza ci deve fare crescere anche umanamente, quindi il segreto è stato proprio cogliere. Perché il nostro tempo non è infinito, quindi dobbiamo chiudere, però volevo chiederle questo, un istituto comprensivo a ragazzi più grandi, i ragazzi delle medie che abbiamo visto in questo filmato, ma anche bambini delle scuole elementari, quindi è stato necessario anche il coinvolgimento delle famiglie. Certo, sicuramente le famiglie più sono piccoli e maggiore deve essere il contributo delle famiglie. Stiamo diversificando le attività a secondo dell'ordine di scuola. Grazie molte per essere stata con noi e complimenti per il lavoro che state svolgendo. Questa Gaeta, prima che e ne alano masse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo quale doveva Penelope far lieto, vincer potero. Dentro a me l'ardore chi ebbi a divenire del mondo esperto, e degli vizi umani, e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno, e con quella campagna picciola, dalla qual non fui diserto.
ed era giusto completare, no? il video e quindi farvi sentire le belle voci dei ragazzi che hanno studiato molto per arrivare a questo risultato. Parlavamo insomma dello scrittore per eccellenza in Italia, ma ci sono giovani scrittori e musicisti che in questi giorni, l'arte nelle case, la creatività in questi giorni in cui siamo costretti a rimanere a casa, insomma è davvero, fa molta compagnia. Lui si chiama Marco Stefano Gallo, ci ha inviato un pezzo, parole e musica tratte dal suo ultimo romanzo. Vediamo. Dobbiamo venderli, non c'è altra soluzione, disse dopo aver spento l'ennesima sigaretta. Deve esserci un altro modo, rispose sbattendo un pugno sulla scrivania in disordine. Signor Lemaire, lo sa meglio di me che non possiamo farne a meno. Il nostro zoo è sull'orlo del fallimento e le strutture cominciano a invecchiare e hanno bisogno di nuovi lavori, altrimenti la gente non verrà più e saremo costretti alla chiusura in un battibaleno. Il suo tono era calmo, ma deciso. Era un caldo pomeriggio di giugno. Il sole faceva capolino tra le nuvole e la Tour Eiffel. Poche persone camminavano per i sentieri fatti di ciottoli di pietra scura che portavano i visitatori ad ammirare leoni, tigri e tutte le meraviglie create da madre natura. Dentro l'ufficio di Jérôme Truffaut, invece, l'aria sembrava gelida. Dobbiamo vendere parte dei cuccioli che nascono nello zoo, ai contrabbandieri o ai collezionisti, aveva ribadito dopo aver acceso un'altra sigaretta. In questo modo potremo guadagnare un sacco di soldi e tu non dovresti cacciarne di tasca tua. Si rivolse al suo interlocutore, che mostrava un'espressione dubbiosa. Sì, perché il signor Lemaire, nonostante tutto, qualche barlume di umanità l'aveva nascosta da qualche parte, anche se non ricordava dove. Non si accorgeranno prima o poi che in questo zoo non viene al mondo nessun cucciolo? Si era domandato dentro di sé, coinvolgendo nel suo dubbio ora anche Jérôme, che pareva un serpente attorcigliato alla sua sedia, tanto era magro, alto e scomposto nella postura. Non dovremo venderli tutti, soltanto alcuni, rispose espellendo il fumo della sigaretta. Potremmo vendere soltanto quelli che sono in eccesso, o quelli che valgono molto. Vede, disse Truffaut alzandosi dalla sedia e strisciando come un pitone sulla scrivania per essere più vicino alle me, noi potremmo tenere solo i cuccioli necessari al ricambio naturale della fauna, mentre tutto quello che avanza potremmo venderlo, e anche a caro prezzo. Ad esempio, ora i suoi occhi sembravano davvero quelli di un pitone davanti a un bel topo succulento, ogni cucciolo di coccodrillo potrebbe valere una fortuna. Sa quanto costano le scarpe in pelle di coccodrillo, vero? Lemaire annuì ancora, pensando alle sue scarpe comprate l'anno prima durante un viaggio di lavoro a Milano. E ora abbiamo proprio deciso di dare più spazio ai filmati, ai video che ci avete inviati. Ecco l'invito dei The Keepers di restare a casa. Vediamo. Tutto lo staff di The Keepers ha deciso di rimanere a casa. Le cicatrici sono il segno che è stata dura, il sorriso è il segno che ce l'hai fatta. Io resto a casa. Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei vendere sai cosa? La speranza. Io resto a casa. Non c'è posto più bello di casa mia. Io resto a casa. Per quanto difficile possa essere la vita, c'è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardiamo le stelle e non i nostri piedi. Io resto a casa. Questa battaglia la possiamo vincere solo se siamo tutti quanti uniti e rispettiamo le regole. Quindi io resto a casa. Quello che ci unisce oggi è la speranza di riabbracciarci più forte domani. Io resto a casa. Nella prosperità non essere superbo, nelle avversità non avvilirti. Io resto a casa. La speranza è quella cosa che si posa sull'anima, canta melodie senza parole e non si ferma mai. Io resto a casa. Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza. Io resto a casa.
La paura può farti prigioniero, la speranza può renderti libero, io resto a casa. Salute e tempo libero, 2 valori di cui spesso ci dimentichiamo. Stiamo a casa, facciamone tesoro, io sto a casa, restaci anche tu. Ciao amici, come diceva Giorgio Faletti, nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Io questa volta non mi faccio trovare, io resto a casa. Mentre la paura ci pervade, la speranza ci consola e io resto a casa. Restiamo tutti a casa. Non è poi così difficile restare a casa. C'è chi sta facendo molto, ma molto di più. L'amore è l'architettura dell'universo. Io resto a casa. Non ti abbraccio oggi perché ti amo. Ti abbraccerò domani e ci ameremo di più. Anche io resto a casa. Fallo anche tu. L'unica cosa che ci appartiene è il tempo. Io resto a casa. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Ciao, io resto in casa. Chiarissimo, restiamo a casa e restando a casa molti si mettono in cucina, il nostro stile, la nostra alimentazione in questi ultimi giorni è molto cambiata. Allora, chiediamo un consiglio al nutrizionista, al dottor Daniele Basta, sentiamolo. Buongiorno a tutti, tempo di pandemia, tempo di coronavirus, tempo di restare a casa. Ricordo a tutti come restare a casa in questo periodo è fondamentale per ridurre la diffusione del contagio e può essere anche un'opportunità per potersi organizzare meglio in cucina, per poter mangiare anche un po' più sano rispetto a prima e per poter pianificare i propri pasti. Allora, come regolarsi con la spesa? Bene, innanzitutto andiamo a farla massimo una volta a settimana, rispettando tutte le norme di distanziamento sociale. In secondo luogo, evitiamo di riempire carrelli di cibo processato, cibo industriale, farine raffinate, bevande zuccherate, cibo ad elevata densità energetica che in questo periodo può promuovere un fastidioso aumento di peso e può anche causare gravi danni a livello metabolico. Andiamo più che altro con i cereali integrali, come la pasta integrale, il riso integrale, l'orzo, il farro, accompagniamoli dai legumi, sia quelli secchi che quelli nei barattoli, e dalla verdura, frutta e verdura, dalle 3 alle 5 porzioni al giorno. Come verdura possiamo optare benissimo per quella surgelata, mentre per quella fresca è bene sciacquarla con dell'acqua e bicarbonato, così come da buona norma per poi essere consumata. Beviamo quantità adeguate di acqua durante l'arco della giornata e evitiamo le bevande alcoliche, che sono un veicolo di calorie vuote durante questo periodo. Non dimentichiamo anche di fare un po' di attività fisica giornalmente, anche con qualche esercizio fatto in casa, in modo da promuovere il dispendio energetico in questo periodo. E mi raccomando, restate a casa. E con questo vi auguro una buona giornata. Ciao. Grazie, e seguiamo soprattutto i consigli del nutrizionista. E poi ci sono anche i comuni che in questo momento ci cercano, perché loro insistono, i cittadini lo ripetono spesso: restate a casa, usano tutti i mezzi di comunicazione per poter far arrivare questo messaggio che, lo ribadiamo, è salvavita. Il video che vedrete ci è stato inviato dal comune di Marzi. Vediamo. La battaglia contro il Covid-19 è una battaglia di civiltà.
Solo se in tutti noi resta alto il senso civico, riusciremo a sconfiggere il mostro. Dobbiamo essere severi con noi stessi, pensare che in qualunque momento della giornata chiunque di noi non rispetti i comportamenti adeguati potrebbe contagiarsi e contagiare gli altri. Dobbiamo pensare che la limitazione delle nostre libertà oggi ci permetterà di riconquistare la nostra libertà di domani, libertà di riabbracciarci, riunirci, condividere, libertà di tornare a vivere la quotidianità del nostro bellissimo paese con le sue voci, i suoi profumi, i suoi colori. Riconquistare la nostra normalità dipende solo da noi, dai nostri comportamenti, dalle nostre scelte. Oggi non esistono soluzioni mediche certe per arginare l'epidemia. L'unica strategia per vincere questa guerra sta nell'unire le forze di noi tutti e scegliere insieme di impedire al virus di usare i nostri corpi per diffondersi. Distanti ma vicini e uniti nella condivisione dei comportamenti riusciremo a vincere. Stiamo a casa oggi per tornare a vivere tutti insieme il nostro paese domani. Tutti uniti scegliamo la speranza, sempre. Andrà tutto bene. Amministrazione Comunale di Marzi. E prima di salutarci c'è un altro video molto bello, lo abbiamo visto, ci è piaciuto molto, lo vogliamo condividere con voi, arriva da Lungro e da alcuni ragazzi del Liceo Scientifico Santoianni, vediamo. Ciao, io sono Rosanna Matrangolo. Io sono Sofia De Rose e frequento il quinto anno del Liceo Scientifico Francesco Santoianni di Lungro. E frequento l'ultimo anno del Liceo Scientifico Francesco Santoianni di Lungro. Io insieme ai miei compagni, nonché amici, abbiamo deciso di inviare un messaggio a tutti gli studenti, come noi, che in questo periodo così delicato stanno provando le nostre stesse emozioni. Ci siamo rivolti ai maturandi, ma anche a coloro che si stanno affacciando per la prima volta nel mondo della scuola. Per tutte le volte in cui abbiamo fatto assenze solo perché la mattina non volevamo alzarci dal letto. Per quelle volte in cui abbiamo sperato in un'ordinanza causa maltempo per rimanere a casa. Per quando abbiamo maledetto quella classe e per ogni volta in cui non ci siamo goduti la scuola. Quanto ce la stiamo passando male noi maturandi il tempo del coronavirus. E non è per l'esame. No. È per il percorso, uno dei più importanti della nostra vita, che per cause di forza maggiore ci è negato. Non pensavamo la scuola potesse mancarci così. Non pensavamo neanche che i professori potessero mancarci così. Invece ci manca davvero tutto. Non avremo un vero e proprio ricordo del nostro quinto anno. Non potremo goderci la nostra meravigliosa classe. I gruppetti lì in fondo. I nostri compagni di banco. O la fila degli ignoranti. Non abbiamo mai capito l'importanza che la scuola avesse nelle nostre vite. Perché è una di quelle cose che si dà per scontato. Per farvi capire meglio. Quando qualcuno di noi diventa maggiorenne, ad esempio, siamo costretti a cantargli tanti auguri a te in videochiamata. E fa male non poterlo abbracciare. Ci telefoniamo alle 5 del mattino piangendo. Perché al solo pensiero di rivederci giusto il giorno dell'esame, rigorosamente a 1 metro di distanza, ci si stringe il cuore. La cosa che abbiamo capito meglio in questo periodo è che non ci si accorge dell'importanza di ciò che si ha finché non lo si perde. Per questo, ragazzi, godetevi i ripassi in corridoio, i bigliettini fatti nelle ore buche, le sigarette fumate in bagno, le paure, le ansie, i pianti e le risate, i professori buoni e quelli finti buoni. E poi i compagni amati, ma anche e soprattutto quelli odiati. Godetevi i compiti e le interrogazioni, i 2 e i 4 in matematica, i 6 strappati per miracolo. Godetevi i cambi dell'ora, le ricreazioni, i progetti sul futuro, i corridoi, i minuti contati per vedere il vostro lui o la vostra lei in corridoio, perché non tornerà niente.
Godetevi questi anni e la vostra scuola, perché in questi anni e in quella scuola resterà una parte della vostra vita, della vostra adolescenza, del vostro essere e del vostro cuore. Godetevi tutto quello che c'è tra quelle mura. Tanto odiate quanto amate. E mi raccomando, date un senso a tutto. Sempre. Con affetto e speranza, i ragazzi di quinto. I ragazzi di quinta. E in bocca al lupo a questi ragazzi maturandi, ne hanno davvero bisogno in questo momento di grande incertezza, ricorderanno per sempre la loro maturità. Il nostro tempo a disposizione è terminato, grazie per essere stati con noi, grazie a Luca Chito in regia, come sempre vi diciamo andrà tutto bene, restate a casa.